Eccoci, secondo speciale dedicato al rock fishing, questa volta a 360 gradi. Abbiamo tantissime esche da farvi vedere quest'oggi, sono in compagnia del mio amico Riccardo. Si parte, sono le 4, faremo 3-4 ore, dal giorno alla notte. Eccoci qua nel reparto esca, purtroppo non ho trovato le sarde, alici, seppioline meravigliose, totani, bibi normale, bibi di coffa sotto soluzione. Quindi quest'oggi queste sono le nostre esche. Poi vi faremo vedere qualche cosina interessante, come innescarle, come preparare i terminali. Eccoci la montatura di oggi. Se che Riccardo utilizziamo delle montature scorrevoli, una girellina a portapiombo, una serie di perline e tubetti da fare da ammortizzatore alla nostra girella barilotto. Iniziamo con il bibi. Io ho il bibi normale, Ricky il bibi di coffa, terminali 0,25 fluorocarbon. Questa montatura scorrevole ci permette di far arrivare il piombo sul fondo. Quando il pesce mangia, tira, parte la frizione, prende il filo direttamente dalla nostra bobina ed eventualmente sentiamo la frizione. Una montatura molto semplice e si parte. Praticamente quest'oggi partiamo con delle esche di giorno un po' più delicate come bibi, anche se tra parentesi tanto delicate non sono, per poi salire delle esche un po' più complesse, un po' più grandi per la notte. Quindi vedremo insieme un po' un rock fishing a 360 gradi, fondale bello impegnativo, tanti sassi, posidonia, sassi, bello profondo, una battimetrica che va 3-4 metri qua sotto fino ad arrivare 40-50 metri di distanza già a 7, 8, 10 metri, 12. Bello impegnativo. Va. Parte dedicata ai bibi sta per terminare. Tutti i bibi che abbiamo presentato in acqua sono partiti, sia bibi più grandi di coffa che quelli piccini, tantissimi pagellini. Ne abbiamo preso uno, ma ne abbiamo visti tantissimi
arrivare fino a sotto, poi li abbiamo slamati. Adesso aspettiamo il buio e si parte con qualcosina di più grande. Attrezzature robuste, mi raccomando, quando andate in scogliera di nuovo con me le mie Miche l'Africa 420-200, due canne sicuramente potentissime che mi permettono di sforzare e fare un po' quello che voglio. Penne Rival e uno Shimano, tutti e due caricati con lo 0,40 diretto, non andiamo sul sottile, non serve finezze su scogliere e fondali completamente rocciosi. E iniziamo questa ultima terza parte. Superate le 5, la prima ora di pesca è andata, adesso passiamo a queste seppioline meravigliose per poi passare a qualcosina di più pesante. Quindi seconda parte di pescata, seppiolina, la passiamo su l'ago con l'occhiello, la filiamo la passiamo sul filo, leghiamo l'amo e via. Appena viene buio parte la frizione, il primo è a terra. Eccolo qua, un altro super innesco per questa terza parte al buio in scogliera. Ricky, come al solito correttino, è riuscito a prendere un cefaletto che tanto ino non è, ma va benissimo. Adesso sta preparando la montatura e buttiamo anche questo. Attenzione Giorgio, probabilmente gronco in canna, fatica estrema. Guardate la punta della canna, vediamo se riesco. Super sforzo per lo gioco. Io mi avvicino. Siamo quasi. È una bella morena. Volevamo farvi vedere i mostri in questa terza parte, questo secondo speciale rock fishing. Ecco il primo ad arrivare dopo il gronghetto piccino, Sua Maestà la Murena. La terza parte sicuramente alici, calamaro, totano, ma sicuramente i nostri cavetti d'acciaio 0,40 per fare il nostro terminale e filo elastico, quindi amici questo è necessario per questa terza parte. Ecco qua un altro innesco bello finito che ho preparato un attimino prima. Il perché del totano attorno all'alice: protegge sicuramente questo pesce molto delicato, abbiamo visto che ci sono tanti pagri piccolini, tanti pagelli, tanti pesci di scoglio, quindi di conseguenza questo totano va a coprire un po', ad avvolgere un po' la carne delicata dell'alice e la protegge quanto basta per essere avvistata dai predatori sottocosta.
Attenzione, Ok. Giorgio. Secondo mostro marino in canna. Adesso aspettiamo un pochino, poi andiamo a fare la guadinata. Di nuovo un bel pesce, probabilmente da come deve pomparlo una murena di nuovo. Vediamo se riusciamo a inquadrare la canna. No, è col buio. Che pistone. Vediamo. Guardate i colori dell'acqua. Vieni. Quindi da sinistra verso destra cefalo, bibi di coffa e alice girata con il totano laggiù in fondo. Questa a disposizione delle canne per questa parte. Ho detto controllo un po' quelli di destra che non vedo più muovere. C'era proprio lui attaccato. Adesso lo slamiamo, per fortuna abbiamo degli ami, vedete, molto grandi. Lo slamiamo e lo ributtiamo. Attenzione, arrivano i rinforzi. Secchio pieno di cefaletti. 6:30 col buio, le giuste esche. I mostri che stavamo cercando iniziano a uscire, anche se sono considerati pesci di poco pregio, ma a livello sportivo è proprio questo che stavamo cercando, dei pesci che ci facessero divertire, muscolari, potenti. Mettiti a innescare con le tue anelline. Attenzione, qua non siamo più nel 2020 ma siamo nel 3000. Siamo nel 3000, occhiali con la luce. I soldi peggio spesi negli ultimi 32 anni. Mi raccomando, acquisti sempre con senso. Il futuro, ormai è il futuro questo. Quasi le 7:30 nel buio più totale, 2 canne col cefaletto, sempre a fondo, e 2 canne con alice avvolta dal totano. Inizia una pioggerellina molto fastidiosa, ma lo sapevamo che sarebbe venuto brutto. Si continua. Scattano le 8. Qualche movimento strano sui cefaletti. Adesso i cefaletti sono disturbati in maniera altalenante da qualcosa. Su un fondale così è possibile di tutto. Le alici avvolte dal totano sono bersaglio facilissimo invece di murene e gronghi, come abbiamo visto. Continua la pioggia. Tocca che stacca addirittura il filo della clip sul cefalo di sinistra. Adesso aspettiamo un attimino, vediamo il filo completamente in bando, perché la clip tiene il filo quando il pesce parte, si stacca. È una clip di sicurezza che dà comunque tempo al pesce di partire. È rimasto lì, non è partito verso fuori. Chissà cosa potrebbe essere su questo fondale così roccioso. Magari un pesce, un piccolo di cernia o qualcosa di simile che è rimasto lì. Comunque partire è partito, come vedete, è rimasto lì. Adesso aspettiamo un attimino e poi controlliamo.